Ridurre i costi della politica è ormai sulla bocca di tutti, un ritornello che in questo particolare grave momento di crisi economica anima piazze, strade, salotti televisivi e tavole rotonde, come quella organizzata ieri sera dalla UIL, un'iniziativa messa a punto dal segretario provinciale Aldo Broccio. Penso davvero che invece in questo momento eccezionale occorra stare tutti insieme, tutti uniti e fare fronte comune per centrare gli obiettivi che sono quelli di aiutare chi sta peggio. Un momento di confronto proficuo al quale hanno preso parte parlamentari agrigentini appartenenti a diverse forze politiche. Per il deputato nazionale del PD Angelo Capodicasa la sforbiciata agli emolumenti è già cominciata. Il Consiglio di Presidenza della Camera ha ridotto ulteriormente le indennità dei parlamentari dopo che l'aveva già fatto per ben 2 volte negli ultimi 5 anni ed ha ulteriormente ridotto del 10% le indennità aggiuntive che sono assegnate a chi ha incarichi interni alla Camera. Ma il taglio alla sola classe politica non basta, non è sufficiente, è il pensiero di un altro deputato nazionale, quello del PDL, Vincenzo Fontana. Bisogna guardare anche i dirigenti, bisogna guardare anche i magistrati, bisogna guardare gli alti burocrati che oggi veramente guadagnano e percepiscono somme che sono veramente da capogiro. Presente al dibattito anche l'ex assessore regionale Michele Cimino, attuale deputato all'Ars, leader provinciale di Grande Sud, pronto anche lui al sacrificio. Sicuramente la politica deve fare la propria parte riducendo dei privilegi e deve comunque anche attenzionare quei privilegi che negli anni ritengo abbiano rappresentato dei veri tradimenti. Ma visto il tema del dibattito, una domanda ci è venuta spontanea. Quanto percepiscono i 3 parlamentari che hanno aderito all'iniziativa? Fontana quanto guadagna? Io quanto guadagno? Ma è quanto guadagnano tutti i parlamentari. Cioè? Cioè se lei fa un conto al di là delle spese, credo che il lordo è di 11.500 euro e al netto significano quasi 5.000 euro. Quanto guadagna oggi Angelo Capodicasa? Noi abbiamo 6.130 euro netti, da cui sono detratte le tasse IRPEF che paghiamo alle regioni, quindi sono circa 600 euro, più 550 euro che paghiamo alla Camera per una sanità integrativa nel caso avessimo bisogno, ce la paghiamo, quindi sono intorno a 5.000 euro. Io poi verso 1.500 euro netti al partito, così come tutti i parlamentari del Partito Democratico, quindi diciamo che per la mia vita privata arrivano qualcosa in più di 4.000 euro al mese. E quanto guadagna Michele Cimino? La somma è quella dei 10.000 euro che risulta dai dati del gruppo e devo dire che è importante per dare risposte anche nelle segreterie che io tengo aperte.